prima il Veneto, prima i veneti, prima i cittadini del Veneto, e dico che è fondamentale che questa sia la priorità. Se si ragiona in questa direzione si sa già, diciamo, cosa si deve fare. Dopodiché io sono a disposizione di quello che è il mio partito e vedremo quale sarà, diciamo, la risultanza di questa riflessione, che secondo me è doverosa da fare nel rispetto dei veneti. Soluzioni calate dall'alto di certo non verrebbero accettate. Ecco, prima i veneti, però Giorgia Meloni ha detto che le soluzioni vanno trovate in un tavolo di maggioranza a Roma. Ma sai, al di là della localizzazione dei tavoli, di quello che faranno, cioè, noi veneti abbiamo una capacità di lettura, se è favorevole o contrario ai veneti, quello che si decide in maniera istantanea, per cui facciano pure le riflessioni, benvengano le riflessioni, e dopodiché si tratterà di capire che continuità si dà a questa amministrazione e soprattutto quanto saranno rispettati i veneti. A disposizione del partito, ma Zaia è pronto comunque a correre con la lista Zaia come consigliere regionale? Ma io a disposizione del partito vuol dire tutto, nel senso che non penso che ci siano ancora 10 mesi di fronte, che è un'era glaciale, è inutile stare qui a fare previsioni, lanciare tanti diciamo, warning, definiamoli così. Day by day, giorno dopo giorno, vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Fratelli d'Italia vorrebbe il sindaco di Venezia, cosa ne pensi? Penso che mancano 10 mesi intanto a finire questa amministrazione. Non abbiamo ancora capito se la Regione andrà a votare a ottobre 2025 o con il Comune di Venezia nella primavera 2026. E penso che proprio nel rispetto dei veneti, finché sono qui in Regione, parlo di Regione. La partita del terzo mandato lei non la vede ancora chiusa? Può ancora immaginarsi di ascoltare la voce dei veneti con uno Zaia ancora governatore? Guardi, ci ritroviamo in un momento storico particolare per il Veneto, che è innegabile, cioè i veneti chiedono la mia ricandidatura e lo chiedono in maniera trasversale. Detto questo, lasciando a parte diciamo, altri ragionamenti, dico che abbiamo ancora in piedi una sentenza della Corte Costituzionale che ci aspettiamo rispetto al tema campagna. Cercheremo di capire che evoluzione ci sarà e si cercherà anche di capire cosa vuole fare il governo, perché finché ci sono i tempi il governo può anche dare altre indicazioni. Al momento ci sembra di capire che non ci siano, non ci siano espressioni o ufficiali, visto e considerato che qui c'è un dibattito che non si capisce dove vada a finire. Però Meloni e Tajani hanno avuto delle parole abbastanza chiare, soprattutto Tajani. Ma sì, io ho visto che ci sono delle dichiarazioni assolutamente chiare, è una questione di coerenza, dopodiché la coerenza ci porta anche a dire che le cariche dei sindaci, di solo 100 sindaci su 6.000 e di solo alcuni governatori sul totale dei governatori hanno il blocco di mandati, guarda caso sono le uniche cariche elettive, perché poi parlamentari, deputati, onorevoli, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, senza far guerra a nessuno, ma è un dato di fatto, non hanno limite di mandati. Detto questo, Per un'eventuale corsa in solitaria i numeri ci sono per una vittoria? Ma guardi, non devo essere io a dirlo e soprattutto non metterei il carro davanti ai buoi, questo è fondamentale, cioè la lettura non deve essere che Zaia vuol correre da solo, la lettura dice Zaia dice avete 10 mesi di tempo per pensare, cercate di risolvere il problema. Ma non un candidato calato dall'alto comunque deve essere il territorio? Ma questo mi sembra la condizione di base, cioè il prerequisito per ogni ragionamento. Ma calato dall'alto significa che non lo decidono Tajani, Meloni e Salvini in una stanza a Roma, significa che ci deve essere un dibattito tra le forze politiche locali del Veneto. Beh, penso che questo sia condivisibile anche da anche altri esponenti anche di altri partiti, non solo della Lega, rispetto al fatto che chi deve governare il Veneto deve essè l'espressione del Veneto. ipoteticamente via il terzo mandato, Luca Zaia è strapronto. Ma guardate, se c'è lo sblocco di mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Lei ha parlato quasi di buon senso della politica, però mi sembra che qui ci siano i marchingegni della politica che stanno un po' governando. Ma poi io penso sempre che poi alla fine il buon senso dovrà venirne fuori, no? Venire fuori il buon senso, dovremo trovare una soluzione, anche perché i presupposti sono veramente di una fibrillazione che rischia di diventare pericolosa. Dopodiché cercheremo di capire quali saranno le proposte, cercheremo di capire quali potrebbero essere le soluzioni. Ripeto, in 10 mesi potrebbe accadere di tutto.